Ben ritrovati cari amici per questo nuovo appuntamento con il meteo. Purtroppo la variabilità sarà ancora un po' il filo conduttore per i prossimi giorni, anche per il fine settimana, specialmente nella giornata di domenica. E in effetti con la mappa qui a fianco a me, che ha circa 5.500 metri, potete notare in corrispondenza dell'Italia una saccatura qui, una lingua in discesa appunto sull'Italia, e questa saccatura sarà appunto la causa di diffusa variabilità, specialmente nel corso del pomeriggio. Nella giornata di venerdì infatti ipotizziamo la possibilità di rovesci anche temporaleschi, specialmente sulle zone montuose di tutto il Veneto, e nel corso del pomeriggio sera qualche sconfino sarà più probabile su alcune zone pianeggianti centro-occidentali del Veneto. Sabato le cose potrebbero andare un po' meglio, con sempre dell'instabilità ma in teoria relegata alle zone montuose, temperature tutto sommato gradevoli. Invece domenica potrebbe essere la giornata un po' più capricciosa, entrerà aria un po' più fresca, si attiveranno venti da nord-est fino a moderati, potrebbe esserci una maggiore instabilità che interesserà il nostro territorio. Forse ne usciremo probabilmente con la prossima settimana grazie alla rimonta di una figura di alta pressione. Con ora concluso, ci sentiamo nel prossimo appuntamento.